Ben ritrovati dalla redazione. I 2,5 milioni che la Regione aveva inizialmente destinato al Comune di Pordenone per la realizzazione di un parcheggio multipiano in Piazza del Popolo potranno essere utilizzati invece per riqualificare l'area. Lo ha annunciato l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia Cristina Mirante a margine di un incontro con il sindaco Alessandro Basso, alcuni componenti della giunta locale e gli uffici tecnici del Comune. Il sistema tavolare impiegato in alcune limitate aree del Friuli Venezia Giulia, tra cui Gorizia, si distingue dal sistema catastale italiano perché riconosce con certezza la proprietà immobiliare a fronte di una sentenza di un giudice. Pensare che ben 23 dei 27 paesi dell'Unione Europea lo utilizzano ne conferma la validità ed è conseguentemente importante farlo conoscere attraverso iniziative come questa. L'Europa si costruisce non solo sui mercati ma soprattutto su ciò che impatta quotidianamente sulla vita dei cittadini. Sono i concetti espressi dall'assessore regionale al patrimonio Sebastiano Callari al convegno Il sistema tavolare, percorsi transfrontalieri tra continuità e prospettive, in corso a Gorizia fino a sabato 24 maggio. L'estensione serale delle tratte marittime Muggia-Trieste è un'operazione strategica per lo sviluppo del territorio giuliano. Non solo infatti viene potenziato il trasporto pubblico locale che sta registrando numeri importantissimi anche per l'esplosione del turismo, ma si tolgono inoltre molte macchine dalle strade e si promuove un progetto che rafforza la sicurezza sulla rete viaria. In questo modo diamo la possibilità a chi ha scelto di visitare questa parte del Friuli Venezia Giulia di scoprire meglio una località come Muggia, forse ancora poco conosciuta, di vivere l'esperienza di apprezzare direttamente dal mare la bellezza del Golfo. Lo ha affermato a Trieste l'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti nel corso della presentazione delle corse aggiuntive sul percorso marittimo Muggia-Trieste garantito dal Delfino Verde, che saranno in vigore dal 14 giugno al 14 settembre 2025. Nino Benvenuti non è stato soltanto un campione di pugilato, ma un esempio concreto di ciò che significa il valore sportivo e soprattutto umano. Per questo propongo che Trieste ne onori la memoria in occasione dei campionati italiani assoluti e di elite di pugilato che si svolgeranno proprio in città. L'assessore alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro ha preso parte a Roma, nella Chiesa degli Artisti, alle esequie di Nino Benvenuti, il campione di pugilato morto il 20 maggio. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata odierna. Cielo in prevalenza nuvoloso con residue piogge o rovesci sulla fascia orientale e sulla costa. Successivamente tempo in miglioramento con maggiori possibilità di schiarite. Sulla fascia prealpina nel pomeriggio saranno ancora possibili rovesci o locali piogge che potrebbero in seguito interessare anche alcune zone dell'alta pianura. Nella prima parte della giornata bora moderata sulla costa con raffiche sostenute a Trieste e in calo poi dal pomeriggio. Temperature minime in pianura fra 10 e 12, le massime fra 18 e 21 gradi, sulla costa minime fra 13 e 16, le massime fra 16 e 19 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, appuntamento a più tardi.